Buonasera a tutti, BCTV, il Nova de Oie, 21 de maio 2020 Kimbe. Pabaitane una cosa, pabaitane, bene tornato da tutto canto, bitichesero, de Sanassone bitichesa e avantioso dei BCTV di tutto il mondo. Sì, no, di tutto il mondo, per su motivo che essendo un canale Facebook potete essere ascoltato in tutto il mondo, ma non solo in Facebook, come questo canale del BCTV è pure 12 die in YouTube. Quindi chi è che ascoltare la diretta su YouTube la potete ascoltare e potete, se non si chiede, ascoltare in Facebook. In un bel, arrivata la notifica, però tutta la diretta dai Facebook 30 giorni dopo che viene cancellata, mentre in YouTube restano. Bene, cominciamo diretto, danne una baita tedda a Saida, come si presenta, e cosa si presenta a Goi, che in questa nuvese chi le sono un po' cucuzzanne, come lo sono infatti in questi stati cucuzzate non vi spruso, ma manco in questo momento dessa fotografia chi è scusta praticamente, da chi io in palasa. Idemo ritornare su Saravallo, mercoledì soia 23 gradi temperatura massima, 3 gradi temperatura minima, cocculate dunamo, viene la salduasa, poi spalazzata un pacco e poi tornano carchinughedda, ma no de pacco in porto. Crasa Iovia 22 gradi, temperatura massima, dove temperatura minima, coccolato in parte fino a Sasotto, poi completamente coccolato fino a Salduasa e tornata a spalazzare in un pacco da Sastrese in poi. Eri sono grato da Sannossata e abbiamo inteso so Classon sono anni appunto sul direttore della Sannossata, Schinghiranne della Sannossata, con questa macchina adesso capo Napoli del suo priorato e poi lo scambio già colato, la cosa non mi ha dato già diretta, solo che so i denni che pacca la fotografia da chi ha inviato di un fatto che è successo Como, non sono arrivata a stotto e tanno un paio che la inviamo come banna. Ecco qua, qustatela e qustatela e qustatela. Ecco qua. E la fotografia che sono in bianne sono, riguardano un elicottero tutto canto la sesenteso collanne e dei facchenne questo elicottero. Beh, in effetti manco io lisco, però ha fatto in tempo già lo fotografare. Ecco qua, questo è l'elicottero, non so se lo state vedendo, e scusi, ma bessa frizzetta, l'elicottero che un po' questo è confuso che su verde che veste in palasa, e stessa zona del sumus credunamos, ecco, in cui ha depositato un tubo, che ha depositato un tubo, qualche cosa del suo genere, che io chi ha appiligato, ecco qua, questo è l'elicottero che su tubo appiligato, e poi no, che l'ha trasportato abbassando l'esempio del pruso, ecco, no, che venne che reste abbassanne galo abbassanne che l'ha posto in palasa del Costaldomoso, in cui mi pare che ha fatto un canto di stradonetto, insomma, ecco. Uh, e comunque non si iscritti di si tratta, ma su tubo che è stato piazzato in cui. Bene, andiamo da innantesi e diamo su toccamento che purtroppo Rabiti Volley non ve l'ha fatta e carchi sbaglio dobbiamo ammettere si squadra l'ha fatta, cioè toccata probabilmente de essere un po' calma, un po' serena, sa spezzina, qualche cosa forse evita sapresse, insomma, ha perduto 3-1
Astor Volley de Oliena ha vinto 3-1, siccome la Vitesse ha vinto l'Oliena 3-2, con la pro differenza de vittorie, insomma, con la Astor Volley a sa finale, che sta a giocare non mi scoccano e comunque noi siamo escluso. Comunque, complimenti per il bello campionato che ha fatto la BT Volley, a tutte le spizzinnas, allenatoras, compensadoras, tutto lo che hanno collaborato per questo bello campionato della BT Volley. Complimenti e mezzo a noi. Andiamo da innanzi, vediamo il posamento della visita ecografica e senologica che bisogna il 31 di maggio, che tocca desiscrivere tramite sulla pagina prenotazione della pagina web liltinumero.it oppure telefonando sul numero 078 battero 28 scusate non si legge proso 28 670. Mi sono avvezzato che canta spolvia lo trasmetto, canta spolvia già perde definizione, quindi vabbè, un po' che pazienza. Poi cosamento che sono vinti battori in BC, Colata, la memoria al Clement Biondetti, e anche una esposizione di macchine in piazza, macchine d'epoca e moto d'epoca, e Biondetti è un pilota della Formula 1, Budesoino, che ha visto o campionato o appunto premio della Formula 1 e che come verità ammentato e commemorato, insomma. In questa occasione la Socioculturale Achimus ha organizzato per questa esposizione delle macchine e delle moto d'epoca in piazza Sproni. All'orario non lisco, ma penso a Manzano, insomma, poi dopo queste a Manzano non riesco a narrare che poi queste ore 19 lo 20 battate la cosa, quindi che renare chi è prima del 17 non veste scritto orario provvisti, ma sicuramente prima del 17, insomma. Che poi batte vento in Budosoro, ma si dice a 17. E va bene. A chi mi ha dato a organizzare Vinasà una specie di rinfresco provvisto, insomma, un assazzo e poi pure carchi corpo da tenore può lamentare che costa questa ida del sostenore. Crasa, vamos a presentazione di questo bello libro di Ciriaco Feddo, Stella Mea, e ho l'ho contato, non parlo qual è sul conto, per incuriosire. Non ho voluto raccontare, venite a questa presentazione, comprate sul libro, poi vanno a essere, a volerlo contare bene, Bacchile di Bannino, Diego Carro e Marilena Oroneso che a coordinare e naturalmente adesso è presente l'autore Ciriaco Offedio ed este Crasa 22 lo Iovia a Sassette in biblioteca comunale dei Vizi. Abbonamento poi chi a Chimo, dopo su 25 domenica, organizzata su Motoraduno, Motorex, a est di accordo appunto chi inviti Rex, possa accoglienza, Santa Terra Scorsa si paga a chiesi che ti schiera 40 euro, ma è scompreso caffè, pranzo, i sabiti Rex, gadget, ingresso con visita guidata al parco. Può prenotare o può informazione, telefonare a Giorgio Pacifici 331 36 50 Kimbe 622 329 90 Kimbe 30 Battolo 301 che risponde Giancarlo Carlo. Bene, andiamo sul giornale a vedere che novità troviamo gioie. La protesta del latte a Ottana, per il PM non ci fu violenza privata. TIR bloccato sulla 131, chiesta la condanna solo per un lieve danneggiamento. Meno male, insomma, che la abbiamo discusso bene questa protesta sul latte. Hanno fatto, danno tanto hanno fatto oramai. L'intelligenza artificiale in aiuto alla radiologia, nell'ospedale San Francesco de Nugaro,
vediamo lo scommentoso, ecco qua, no, 7 minuti, l'elicottero stava scaricando del materiale appena sopra la casa di zio Soi. Eh sì, ecco qua. Come ischimos un po' più in palla del Soi, insomma, avete scaricato materiale. A San Francesco parte un progetto pilota per la sanità ospedaliera, uno stanziamento di 100.000 euro per realizzare l'innovazione, cioè guardate bene, metta stime in questa storia della intelligenza artificiale, che poi è intelligente, non è, insomma, però insomma, posar macchinas, specialmente posar macchinas medicas, l'intelligenza artificiale è un aiuto meta, ma meta mano, che impacco secondo anche te su calcolo su totale e tempo meta che invece a una persona umana, insomma. Arrivano buone notizie per la sanità nuorese, da Cagliari c'è il via libera in finanziaria regionale al progetto pilota di intelligenza artificiale nella radiologia ospedaliera di Nuoro. La sfida, commenta Lara Serra di M5 Stelle, non è solo tecnologica ma culturale. L'intelligenza artificiale è alleata del talento umano. Nell'ambito della recente legge di stabilità regionale 2025, la Regione Sardegna ha autorizzato, su iniziativa del Movimento 5 Stelle, potete scrivere, uno stanziamento di oltre 100.000 euro per la realizzazione di un progetto pilota di intelligenza artificiale applicata alla radiologia ospedaliera presso ASL 3 di Nuoro. Bene, adesso contento, ma de manco contento in periodo di campagna elettorale. Pediatria, arrivano nuovi medici per bambini. Migliora la situazione in città dopo mesi di difficoltà. Migliora la situazione pediatrica in città. Già da lunedì 16 giugno saranno aperte le iscrizioni per la scelta della nuova pediatra Carmen Fada. Siamo già in città in un Benuoro. De Nuoro, quindi va bene. Siamo scontenti, posso nuoreso, sul Boboredo. Assalto al portavalori, il comando aveva un arsenale, trovati esplosivi e armi da guerra, le SIM galeote acquistate a Nuoro. Schede telefoniche utilizzate alla banda finita in manette lunedì erano state acquistate quasi tutte in un negozio di telefonia del centro di Nuoro nel febbraio scorso, pochi giorni prima dell'assalto. Per l'acquisto era stata utilizzata una carta d'identità intestata ad un cittadino marocchino, smarrita anni prima a Rotana. Le SIM erano state inserite in telefoni privi di connessione internet, i cosiddetti cittofoni, per evitare tracciamenti. È uno dei tasselli che emergono dall'inchiesta condotta dai carabinieri di Livorno, con supporto dei colleghi di Nuoro e coordinata dalle procure di Livorno. Le indagini hanno svelato una pianificazione accurata, avvenuta interamente in Sardegna, dietro l'assalto a 2 furgoni portavalori della eccetera eccetera. Arsenale da guerra, l'hotel e il falso alibi. L'indagine ha avuto una svolta grazie ad un errore commesso dalla banda. Uno dei mezzi usati per la fuga fu rubato ad un passante che aveva un AirTag nascosto nel portachiavi. Il tracciamento ha consentito ai carabinieri di arrivare subito in un podere e recuperare un foglietto con i numeri di telefono. Usa e getta il numero del telefono. Grazie a quella traccia gli investigatori sono riusciti a seguire ogni fase della pianificazione, scoprendo che alcuni degli arrestati, Marco Sulis, Renzo Cherchi e Nicola Fois, avevano prenotato un hotel ad Assisi come alibi, ma non vi fecero ritorno la notte dell'assalto. Grazie al monitoraggio delle utenze Burner, attive solo per 4 giorni, è emerso anche l'utilizzo di un tassista per gli spostamenti da una fiera. Un altro alibi, rivelato falso, fu l'acquisto di una macchina agricola, avvenuto il giorno prima del colpo.
usato per giustificare il viaggio in traghetto. Tutto bene pensato, però sul bigliettino che si hanno dimenticato, lo africato. Giovani imprenditori e il crollo nell'isola. Purtroppo negli ultimi 5 anni perso oltre un quarto delle aziende sarde under 35. Questo non lo sa che metta a piegare. Pecorino romano, solo razze autoctone, non che si sa polemica, chi ma oggi. L'appello di Agrinsieme per un nuovo disciplinare legato ai territori. Il pecorino romano DOP non è soltanto un formaggio, ma un simbolo della cultura pastorale e del legame millenario tra uomo, territorio e allevamento. Lo ha ribadito Daniele Gaddeo, coordinatore di Agrinsieme Sardegna. Insomma, questa è la morte di Maoggi. Maoggi sbolognare ormai è fuori tempo, intervenendo nel dibattito sulla proposta di modifica del disciplinare produttivo della DOP, che in questi mesi sta dividendo istituzioni, produttori e mondo agricolo. La denominazione di origine protetta del pecorino romano è un bene pubblico dell'Unione Europea, ha dichiarato Gaddeo, con l'obiettivo di salvaguardare le popolazioni rurali e il sistema economico-sociale. Il valore fondante è proprio il legame con il territorio. Complimenti, applausi a Gaddeo. Vino d'Elite al Grenache du Monde. L'isola trionfa con 32 medaglie. Il Cannonau conquista gli enologi al concorso internazionale dei rossi. Vino nero, bene, ne siamo scontenti. Allora, assalto ai bendati, bottino di 3 milioni, riciclato dai cinesi. Maurizio Agnello, procuratore capo di Livorno, collegamento tra sardi e la comunità orientale. Todde, polemica sul nucleare. Nell'isola solo se è pulito. Cioè, in effetti, Eri commenta il coordinatore sul comitato non nucleare non scorie ha approvato un comunicato approvato dai subcomitati, naturalmente come funziona sempre è imposto a esame dal subcomitato che l'ha approvato, però solo la Nuova Sardegna ne cita due righe, tra l'altro sbagliando tutto, Canarata, i contrari indipendentisti e nazionalisti, ma te balla bintano, il comitato non nucleo che ricorda come il nucleare pulito non esista. Ovviamente questa dichiarazione deve essere favorevole sul nucleare pulito, che non esiste, il nucleare pulito, e l'etichetto frattine, este un ordigno malefico che desidera generare scoria radioattiva che esattera la non peuso e quindi questa è sitta detto si la poteva pure risparmiare, ma come comitato aspettavamo che sia una sitta kerfita, però anche sondaggio su passazzente che la demonizzazione delle pale eoliche e pannello solare che ormai a sospittinello spottimere non bisogna appunto di ragionare dei mammuti ma del paliotto, cioè paliotto, la pala eolica, che è diventato un mostro di tutta la società sarda. Ecco qua che si scampia sul nucleare, che lo chiamano pulito, contro la pala eolica brutta. E quindi ecco che batta tutto un movimento in questo senso, insomma, può non rifilare sul nucleare pure se noi abbiamo votato un referendum contro. Il nucleare infiamma il dibattito, Todde sì solo se sicuro e green, Montesquieu. Perplessità a sinistra, la CGL, meglio l'idrogeno. Mai ha concordato qualche cosa con la CGL, in questo caso concordo, fosse idrogeno. No, questo mai non ha concordato, non è una cosa vera, ma è posizione politica, non tanto su questa questione del suo travagliatore, che invece
siamo d'accordo in tantas cose. Todd apre al nucleare solo se è sicuro e green, ma ribadisce la contrarietà al deposito di scorie in Sardegna. No, deve essere pure di accordo a 6 scorie. E gai che la occamo a bere a cada assai, no? Tecnologie ancora sperimentali, non è la via d'uscita dal carbone. La minoranza Todd vuole il nucleare sicuro, bene la CGIL meglio l'idrogeno. I partiti del campo largo scettici, ora diciamo no alle scorie. E come si cambia idea fosse nucleare, ricambia idea fosse scorie. Trump, arriviamo in politica internazionale, Trump allenta la pressione su Putin. Trump ha innato, pare che Elon Musk, che in 24 ore risolviano il problema della guerra di Zelensky e Putin e che hanno poi vanno stampato lo schervetto, hanno visto che gai, vazzile, no este. E però da questa telefonata anche il vestito torna Seracheddu di Putin. La Commissione UE vara un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia. In effetti si tratta di un embargo su petrolio, ma da essa Russia muoviano 200 naves che in bandiera, naves petrolieras che in bandiera di prestito, insomma, questa bandiera sombra e che si chiama a commerciare petrolio, no? Magari bisogna stato embargo. Bene, quanto pare come hanno posto tappo a questa uscita del petrolio. Meloni media e sente Zelensky, potete scrivere il ruolo dell'Italia, ma andiamo a Bruxelles. Bruxelles congela gli accordi commerciali con Israele. Finalmente una mossa in questo senso, insomma, non si può dettare accordi commerciali che non è stato chi è facendo strage di un popolo in trio. Gran Bretagna, Francia e Canada contro Tel Aviv. Roma si sfila. L'Italia, naturalmente, che sia solita codardia, ha nato canò, cioè praticamente non ha diritto a questo congelamento del rapporto con Israele. Allarme, l'ONU insiste sugli aiuti per i profughi. Gaza, esodo biblico e 20 morti di fame, per fame. Cioè purtroppo che non si diedimo questa scappatella, buita, porrita, che canne che qualcuno vi pensa qualche cosa può mandicare. Buitasini e buita restano e purtroppo sono primi a soffrire la gana, sono lo spizzino. Este è un genocidio e non dobbiamo usare il gonta dell'onare. Mosca sì a nuovi contatti, ma è il momento di Kiev. La guerra in Ucraina, altre sanzioni dell'UE alla Russia. Vuole sia i nuovi contatti e via. Poi il terzo mandato, vabbè, questa è politica che degli giocos politicos. Per Israele arriva la linea dura di UE e Gran Bretagna. Emergenza a Gaza, gli alleati pronti a sospendere i rapporti commerciali. Accordo pandemico, OMS, Italia astenuta, cioè battapito un accordo tra tutto lo schiavere una sua OMS, cioè gran parte del suo mondo, e l'Italia resta astenita a che l'occhiolino zuzzino come si narrata a sol non vax. Non avveriamo per riaffermare la sovranità degli stati sulla salute pubblica, poteschi. Tutto campagna elettorale, senza l'Assemblea dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, OMS, ha adottato il primo accordo pandemico. Il documento, spiega l'OMS, mira ad un mondo più equo e sicuro da future pandemie ed è il frutto di 3 anni di intensi negoziati avviati a causa delle lacune e delle disuguaglianze individuate nella risposta nazionale e globale al Covid-19.
Oggi il mondo è più sicuro grazie alla leadership, alla collaborazione e all'impegno dei nostri Stati membri nell'adottare lo storico accordo pandemico dell'OMS, ha dichiarato Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore dell'OMS, appunto, dell'OMS. L'accordo è una vittoria per la salute pubblica, la scienza e l'azione multilaterale garantirà che collettivamente possiamo proteggere meglio il mondo da future minacce pandemiche. Concordo, in prego. Poi tutto l'amico mio, no vax, no quas, no tap, no eccetera eccetera. Allora, pazientare. Tancamos os novela de hoy e nos damos appuntamento torna a casa. Tancamos questa sigla, naturalmente de tancatura, aumentando de poner esa música ecco, de gusto. A me sorridere e buon a tutti da Visti TV, oggi il 19 è durato 27 minuti e 14 secondi.